Luca Ciriani, consigliere regionale, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia. Stiamo per abbandonare il bicameralismo, perfetto, senza però rinunciare al Senato. Potevamo farne a meno, forse sì, forse no. Di certo è che un nuovo Senato, se impostato in un certo modo, da questo nuovo Senato potrebbero derivare opportunità di rafforzamento anche virtuoso dell'Italia, delle regioni. Ma guardi, secondo me quello che sta uscendo dal Parlamento è una riforma molto pasticciata. Non avevamo bisogno di un bicameralismo perfetto, ma quello che ci si propone adesso è un bicameralismo praticamente solo riveduto in parte. E secondo me all'Italia del 2014 è sufficiente una Camera sola, una Camera che funzioni, non un doppione inutile. La specialità e il regionalismo non si difende con un Senato in cui vanno come a un dopolavoro i sindaci e i consiglieri regionali 2 o 3 giorni alla settimana. La specialità si difende con i contenuti, con le garanzie statutarie e con le finanze garantite. Ecco, già nella riforma dell'articolo 5 del 2001 le regioni a statuto ordinario ottenevano maggiori competenze, no? Aprendo così già allora un dibattito sul ruolo, prospettive ed attualità delle regioni a statuto speciale. Da quella più vecchia, la Sicilia, dal 1948, fino a quella relativamente più giovane, il Friuli Venezia Giulia, nel 1963. Un dibattito che non si è esaurito affatto, ma perché non basterebbe a questo punto l'assioma più autonomia e più specialità per tutti? Ma guardi, secondo me la specialità o l'autonomia uno se la deve meritare dimostrando di essere in grado di governare con migliore efficienza e risparmiando rispetto a quanto non sia in grado di fare lo Stato. La nostra regione in questi 50 anni credo l'abbia dimostrato, pur tra luci ed ombre, perché nessuno è perfetto e nemmeno il Friuli lo è stato. Quindi la specialità deriva da questo, dalla capacità di dimostrare di saper governare meglio di quanto non possa fare lo Stato centrale. E dopodiché purtroppo in questi anni ci sono state tante modifiche costituzionali che hanno creato molta confusione. Anche la modifica del titolo V ha creato un contenzioso continuo tra le regioni e lo Stato in materia concorrente che si risolve con molte difficoltà con le sentenze della Corte Costituzionale. Questo va risolto. Le regioni devono fare bene il loro mestiere, se sono capaci di fare qualcosa in più è bene che lo facciano, come ha fatto il Friuli Venezia Giulia. Non devono fare cose che non gli appartengono, che meglio può fare lo Stato. Lo dice uno come me che ha difeso la specialità. In tema ad esempio di turismo e di energia le regioni non hanno dato grande prova di sé ed è giusto che lo Stato porti in capo a se stesso cose che può e deve fare meglio nell'interesse generale della nazione. Però quando si parla ad esempio di sanità o di sovrintendenze archeologiche, beni paesaggistici o culturali, ecco, qui la regione ha molto da dire perché gli esempi che sono venuti da Roma sono quasi tutti negativi. Difendere e valorizzare la specialità oggi non può essere un discorso probabilmente omogeneo per tutte le regioni che dovranno difendersela. I presupposti forse sono venuti a modificarsi nel tempo, no? E quindi per il Friuli Venezia Giulia? Lei ha ragione, cioè le condizioni storiche, geopolitiche vorrei dire, che hanno giustificato la nascita delle regioni a statuto speciale non esistono in buona parte più. Si pensi soltanto alla situazione del confine orientale del Friuli Venezia Giulia, che fortunatamente non è più un problema. Quindi la specialità non può e non deve essere la difesa di privilegi, ma deve essere semplicemente la difesa di una buona amministrazione che, come dicevo prima, ha competenze aggiuntive rispetto a quelle delle altre regioni semplicemente perché se le meritate dimostrandolo sul campo. Quindi la nostra regione deve difendere quello che di buono ha fatto dal terremoto in poi. La specialità non si difende con senati a mezzo servizio, non si difende con paroloni, si difende con garanzie legislative, giuridiche forti e soprattutto con le garanzie di trasferimenti finanziari forti, perché una specialità senza finanza, senza soldi, tanto per parlarci chiaro, non è più una specialità, ma viene svuotata lentamente e progressivamente dalle manovre che i governi hanno messo in atto negli ultimi 10 anni, che hanno conservato il guscio della specialità, ma lo hanno svuotato perché non ci sono più le risorse per renderla effettiva.